Saluto a tutti, amigas e amigos. Oggi faremo questa seconda lezione di storia di Sardegna in lingua sarda e a regionale sua della civiltà in Nuracese. Tutte le argomentazioni da spiegare sul libro Cosa Mia, Storia Sociale di Sardegna. Dunque, in cidade di Subrunzu, può essere più preciso, dal 1800 al 1500 innanzi di Cristo, pigaia la vita sa nodia civiltà di Nuracese, che è nosata a affermare Bruso fino al secolo VI innanzi di Cristo e Prusso. Testimonios mannos e unicos e os apodenai funti is Nuraces, come ben scius, chi funti edificios vesaus commenti a fortilesas a forma d'unda o longa che podanai, pighendi sa paraulas de professor Giovanni Ugasa, finza de primizio esti un edificio possenti posto in alto e in logos proteggios e in terras pobilais sul luogo, comunque quelle che potremmo dire delle vedette in italiano, in carreras naturalis, a rios e baccus fertilis po sa laurera. Po regiones strategicas e su professori, esprimus nuraces fiant vostos in pizzos a escúpulos, melabortas acostaus de barraquedas, ma non mancanta nuraces in logos plus comodos, emus apodenai, in relata a su sfruttamento puro de risorsas de sa laurera in ispranos. Acaba da professor Giovanni Ugas. Duncas, es nuraces dus agattaus in logos strategicus, pobilai is lacras naturalis e politicas dei distrettus, del distrettus, naimo precisione, de su logo, a onde doviant as diferentes etnias e populus sardos en ogni logo dos agattaus de Sardegna. Is nuraces viant fatus de verdas mannas, ovviamente sa spera viant naturalis, perdas che is omines pigant in su logo e tutto, e funti vesaus e sun prus funti fatus de cocius de verda niedda, de verda modi, de granitu e de impastus de arenaria e marma calcarea. Is perdas funti apoderadas intra de issas a guargidda. Su maniori dei nuraces riflettet su maniori de sa classe sociali e politica puru. In noi is populos, commenti a is liensos, is balaris e a is cursus, in s'aspettu politicu viant istrutturaus in distrettus ghiaus de is meris de tribù. Lugudomentes, Nuritanus, Aconites o Sardus Pelliticus, Gallilensus, Siculus, come lo suonare punti Siculensus, bene scusai, Paratisi e Sossitanus. Sa società nuracesa fia fatta in maniera gerarchica, piramidale, potremmo dire in italiano. Su capo de sa tribù fiat su re Sespiadi, su capo de su cantone, su capo de s'unidadi de base des biddiceddas e des logos mobilai vedettas appunto, is guerreris, is messaius, is pastores, is marineris, is artisanos, non ci tenemus, e sa gente des biddiceddas viviat una forma de comunidadi, emus apodenai una comunidadi feudali, imposto della gerarchia appunto che tenia da fondamento in Sarenzio. In noi, is terras non fiant de proprietà privata, e questo devo sempre rimarcare,
ma dessa comunidade e in messaios da sa straballanta in maniera de mantenere is meris puru. Sa sociedade nuragesa fiat matrilineare, ovveras is capos chi fiant in is nuragis teniant s'eredeu de s'ambini de parte de sa mamai, come mostrat bene su cultu de sa trucia, no? De sa trufa, scusai. E s'usanza de boccire su babbai becciu e de incinterrare sa gente totu paris, quindi era un seppellimento collettivo. E in lingua sarda, oie tutto, tu potevo sapere quando nosu naraus sa meri de sa domo, padrona di casa, no? Che si fa pensare che in su nuragi vestiti de sa famiglia de sa reina, sa meri manna. Dunque, sa facci a su 900 innanzi de Cristo, is nuracis non veniant pesaus prusu e perdiant, aimus a podinai, sa funzione de residenza de capos. Anzi, in questo periodo, issos veniant sciorrocaus, forses e poi tagam is aristoisi, ovvero i migliori, des comunidades se fiant furriaus a is meris de tribù. Infatti, appustis is migliores fiant is governadores des comunidades sardas aggiudaus deis dicastai, ovveras deis giugis qui fiant eligius des consiglius des sappius, quindi saggi del posto, reunius in dicasterias, ovveras in istundus des assembleas, no? Vediamo anche nei nuraghi. In plus, emus a poder ca is aristoes fiant diventaus meris de is terras de su bestiamini e des artisanau, chi vadiant a issos e tutto donendo vita a sa proprietà privata. In un certo modo c'è un passaggio in questo periodo storico da un sistema collettivo ad un sistema privato. Dunque, in questo periodo ci fiant in Sardegna meda bidixeddas organizzadas e noi veniant pesaus edificios mannus, palestras, das cataus come ginnasia, e is dicasterios appunto, ovvero cos apposentos cun su consiglio e tempius. Forsis custu est unu tempus lucente meda po s'economia sarda. A seguire, is nuragis fiant stetius mudaus in tempius e a giro fiant stetias fattas biddixeddas chi iant a bivi in questo periodo in santa pace finzas a su secolo VI innanzi de Cristo. Bene, a questo punto evidenziaus commenti podeus sennai 4 periodos de sa civiltade nuragesa. Questo traballo pigau meda de su babbai mannu de nuragis, ovveras de professor Giovanni Lellio, Dezio Giovanni Lellio, accademico del Lincei, grande pensadore, uomo politico, diciamo, tout court, un grande uomo. Bene, su primo periodo est marcau de is proto-nuragis, o nuragis anticus e dei menir. E siamo su 1800, 1500, 1800, 1500 innanzi de Cristo. E segna su passaggio dessa cultura de innantis a cussa nuragesa. Su secondo periodo, dunque, a su deduso, est marcau de su sviluppo deis nuragis semplicis, deis tumbas de gigantes e deis bettili, e seus su 1500, su 1200 innanzi de Cristo. Andando innanzi, su de tres, ovvero su terzo periodo, est marcau de su sviluppo deis nuragis in colliusus. Fiant fortilesas cun differentes turris, commenti a mostra bene su nuragis de barumini. Sa domo de Sorchi in Orroli e de Santo Antino in Torralba,
ed è istempius apuzzo, dunque se noi siamo in su 1200, su 900 innanzi di Cristo. Su quarto periodo, su dei quattro, è marcato del suo sviluppo dei sbedicedda, se commenta sull'urace in banumine tutto, dei discali e dei santuari, su commenta a gusto di Santa Vittoria in Serri, di Santa Cristina a Paolo in latino e del suo tempieso in onore. E dunque se noi siamo in su 900 al suo 509 innanzi di Cristo, io sono stata data convenzionale dei Spunicus. Vai pregea se presentai sa figura del Giovanni Liliu, uomini in mano mera, vedremo sapere che apo onoravo il suo trabalho cosa mia e isso onorava me che dopo studiare. Potevo suonare che su babbai dell'archeologia nuragesa, mentre io sono Giovanni Lelio, che questa conclusione recente del suo progresso degli aspetti culturali dell'isola in cidade dessa Verda Nova consente o permette di Mapolisenai di spiegare meglio su dei nantesi sa regi e sa costituzione degli aspetti sull'ompius appustisi della cidade nuragesa. Aici nominata de sonuraghe chieste su monumento plus marcato de Sardegna e s'espressatura cosa sua, emus a podenare, de s'espressatura cosa sua. Emus a podenare che sia da monumentos che fonti emblematici, quindi l'età nuragica, sa civiltà di Nuragesa, dessa storia, cosa sua, plus lucente e emus a podenare feconda, perché è un italianismo, de personalidades, impulsos civilis e politicos, non po' nulla da seriare sulla civiltà nuragica. Non c'è nessun mutamento etnico, feti is differentes vilus dessa civiltà dell'età del ram, dessa età del suo ramini, dunque sa neolitica, che fainti sa preistoria sarda vera. Continua il professore. Si compone di a formare un contesto organico e arricco de specifico su caratteres, po effetto sia da destigatura sanoasa, devorasa, sia da e a sua dedotto de invenciones o adattamentos de su luogo in ambiente adatto bene ai formas de essere Deo ereditario. Acaba professor Giovanni Lellio. Andando vaga innantis, attus testimonios humanos de su tempus, fonti bronzetus, che motivo sa statueddas ex voto, che figurant homines de importu, e commenti via da prezia sa società. Sumeri, su preti, su guerrieri, su messaio, su pastori, su artisano e su marineri. Ancora, fonti figuraus mes bronzettos come dicios bene animalis, naviceddas, ainas e armas, che fonti unicas po su tempus un solo in tutto su mare nostro, quindi in tutto il Mediterraneo. Teneus testimonia manna puru desi statuas in perda, agattadas in sa laurera, quindi nel mondo agricolo, in su sinis de cabras, che conosciuti ormai sono famosissimi, i giganti del Monte Bramma. Quanto per tocca a s'economia de su tempus, issa teniat fondamenta in sa laurera, quindi nell'agricoltura, in sa pastoria e in istraballus de metallus. Polopia sa conclusione, emus a podenare in plus is tumbas e is tempios ci faint appunto conosci sa cultura de su tempus, commenti ammostrant is monumentos dei mortus, is edificios de culto commenti is tumbas de gigantes, il dolmes, e is tempios appunto con su culto deis aquas, quindi molto molto importante. In Porto Mannu teniant is minieras che veniant diremo
sfruttata in ogni maniera. Difatti, facci assumere innanzi di Cristo, sa terra via da castigata con locus bonus dei commerciantes fenicius che incomenzanta a balzicare in sa terra nostra poi vai i affari cosa soro. Bene, acabava questa parte, l'avreo su Lebia, spero che sia stata a Lebia, poi canto per tocca riguarda sa civiltà non racesa e non si discaresce mai de imparai, avvalorai e spraziai sa cultura sarda in ogni aspetto cosa sua e su caso nostro in sa lingua e sa storia. In buon'ora con saluti.